Buongiorno Renzo. Professor Maggi, tanti auguri. Primo sprizzetto del 2026. Primo sprizzetto del 2026, tanti auguri professor grazie Maggi. anche a te. La vedo bene, sa, la vedo. Sì, qualche acciacco. Posso anche dirle una cosa, la vedo molto intellettuale. Sì. La vedo con gli occhiali molto intellettuali. Bravo. Perché noi... L'occhiale dà quel senso di mistero, Sì, è poi... sintomatico mistero, come diceva Franco Battiato. Complimenti, lei è conosce anche i grandi parolieri però lei è intellettuale perché Portoviro, Taglio di Po. Io sono polesano, basso polesano centrico. E da lì non si scappa. Non si scappa. Allora, 3 buoni propositi oppure 3 buone speranze per la provincia di Rovigo per il 2026. Asteria, lei ha detto bene. Ne diciamo una per ciascuno? Va bene. Dai, faccio io prima, fai tu. Comincia lei. Allora, il mio primo desiderio sulla provincia di Rovigo è che il capoluogo potesse diventare il riferimento e il punto di... cioè, l'identificazione della nostra provincia, cosa che adesso non c'è. Ah, mi dispiace, ma non vale. Perché sono d'accordo con lei. No, non era. Però sono d'accordissimo con lei, ma non vale. Sì, perché siccome noi ci scontriamo con 2 province forti, che è Ferrara e Padova, però lì il capoluogo ha una sua valenza, una sua identificazione. Senza noi dubbio. Su questo non ce l'abbiamo. No. E questo qua è il primo desiderio. Questo è il primo desiderio. Comunque lei ha... E dopo però proviamo a sviluppare come si potrebbe poi però arrivare. Mi permetta, lei sarà pure basso polesino centrico, però questo è un desiderio tutto rodigino e sì, questo ma poi le fa onore, sa. Perché poi sono arrivato a 46 comuni della provincia di Rovigo e quindi mi vanto in questo momento di essere forse il polesano che più di tutti conosce questa provincia. Avevo ciappato paura, senti che è italiano sofisticato, avevo ciappato paura perché pensavo che lei dicesse sono arrivato a 46 anni perché mi sembrava un po' di più, ahimè. Che fosse volessi ingannare però insomma l'anagrafe. Ho quasi conosciuto tutta la provincia. Bello, allora di questa esperienza preziosa e importante ne faccia tesoro sì. Ti anticipo faccia scaturire qualche cosa di Ti anticipo cosa farò? Mi dica. Allora, sicuramente farò uno spettacolo teatrale. Osteria, complimenti. Sì. E poi probabilmente farò anche un libro su questo. Io ho un'ammirazione... poi un libro ultimamente non lo si nega a nessuno. Certo, però devo dire Chi sono io? Ho un'ammirazione incommensurabile. Io leggo tanto. Questa notte, per esempio, ho cominciato a leggere un libro all'1 meno un quarto e ho smesso alle 5 perché proprio non ce la facevo. Come si chiamava il libro? Il libro è la diaspora della DC, è un nuovo autore vicentino, è un bellissimo libro che mi ha coinvolto sugli ultimi 3 anni di vita della DC e siccome erano i miei anni allora posso fare un secondo desiderio, però intanto il tuo desiderio. Mi dica. Tu secondo me vorresti ritornasse ancora la DC, il primato della politica da una parte sì. E la prima Repubblica, no, il primato della politica, questo sì. Sul resto mi fermo perché mi scusi, ma è naturale l'evoluzione. Sai cosa? Che nell'attuale politica trovo l'enorme carenza di cultura politica. E di cultura politica e di metodo nel relazionarci fra gruppi organizzati e questo. Che però questo fa intravedere la mancanza di cultura. Quello che mi dispiace. Di solito dopo una grande rivoluzione c'è un momento di anarchia e poi dopo le cose si sistemano. Sì. Però se partiamo che la rivoluzione parte dal 94, si assestano. Sì, che partono dal 94, è già passato un bel po' di tempo, come mai non si è assestata? Anzi, onestamente sono peggiorate. Si è un periodo si è assestato e il periodo successivo siamo leggermente purtroppo tornati indietro perché purtroppo le generazioni adesso si modificano nel giro di 5 anni. Una volta era 20 anni, adesso a 5 anni è già finita una generazione, quindi c'è una
velocità nella... Tu dici che ogni generazione arriva, vuole rivoluzionare il tutto, il sistema. È fisiologico questo, sì. Fisiologico. Però, detto questo, però paghiamo il fatto di poca professionalità politica da una parte, Certo, perché... e quindi per superarlo. E superarlo bisogna che ci sia un gruppo organizzato trasversale di uomini della politica e della cultura che fanno opera di alfabetizzazione. E il terzo? Il terzo è l'implementazione del suo secondo, cioè Rovigo purtroppo non sfugge anche alla nostra provincia il fatto che molti giovani non è che non si fermano, vanno a cercare delle opportunità perché studiano all'estero, a Padova. Sì. Ecco, un guizzo di fortuna, e chiediamo anche aiuto alla provvidenza, un guizzo che possa portare come Amazon trovò una allocazione fortunosa a Rovigo, portando con sé 1500 posti di lavoro a tempo indeterminato, più altri 300-400 ogni anno a tempo parziale, un'altra opportunità di questo genere. No, siamo pronti noi polesani perché poi siamo rissosi, come dici tu spesso, sì. Ci parliamo addosso, facciamo delle involuzioni, qualcuno le chiama seghe cerebrali. Sì, e forse lei è un uomo molto educato. E probabilmente però fanno capire molto bene. Mamma mia, lei è un uomo educato, veneto ed educato. E per superare questo, cioè dov'è l'inghippo? Non è solo una questione culturale o atavica. Dov'è? Beh, è un mix di tutte queste. Sì. È un mix di tutte queste, cioè non ce n'è una, come non c'è una sola ragione, non c'è una sola motivazione che ti porta a vincere un campionato di calcio, cioè non c'è un giocatore, è un insieme, un mix di rappresentanza. Perché onestamente la provincia di Rovigo ne ha avuti di treni che sono arrivati e potevano essere meglio gestiti e non siamo riusciti a gestire. Questo e quindi quando poi Maggi, io dico sempre, che è sempre il coso del dopo. Sì, ma però non c'è l'identità. Il senno però, di poi sono piene le fosse. Ciò nonostante che non ci sia un'identità, è strano che non essendoci un'identità, nessuno di queste identità sia riuscito ad emergere. Ma perché avendo il comune denominatore è la scarsità. Avendo una scarsa identità, non c'è neanche una contrapposizione di identità con identità altrui. A meno che tu non hai nessuna identità e vieni totalmente invaso dalla identità di un altro, in questo caso di un'altra provincia, ma non è neanche questo il caso, perché le province attorno a noi abbiamo rapporti qualche volta un po' rissosi e quindi è un periodo di inedia che dura da molto, che dura un po' troppo tempo. Sì, un po' troppo tempo. Non è solamente anche il dire ci manca, come abbiamo sempre spesso detto, ci manca il politico di riferimento, il politico carismatico che magari manca anche questo quello. Questo ragionamento però un po' da surrogato, cioè cerco in una cosa ideale. Esatto, cerco una scusa perché ciò che dovrei fare io, cerco esatto. Ciò che dovrei fare io e che in realtà non faccio per pigrizia, per posizionamento o forse culturale. Per DNA. O forse, speriamo non sia. Vabbè. Quindi più o meno 3-4 cose che abbiamo. Ecco i nostri desideri. Che sono abbastanza ecco i nostri desideri. Risolvibili, non è che siamo proprio astrusi, non abbiamo chiesto la luna nel pozzo o altre cose. Ma vorremmo che la nostra provincia alzasse un po' la testa. A chi chiediamo questo regalo? Alla Befana? No, la chiediamo agli uomini di buona volontà. Agli uomini di buona volontà. Che dire? Alla prossima. Alla prossima. Grazie per l'attenzione.